fatto che se venivano i fascisti, ti ricordi? Era, io passai quel camion, tutti i fascisti montati in cima. E invece sta a casa dei contadini, forse buona. E io comprai i fulani qua e gli ho buttato fuori i poseboni. E i poseboni erano in tanti dentro? Sì. Quante famiglie che c'era dentro? Tutta una per cui c'era stai. C'era 3 cose? Sì. Ma era un unico solo poseboni? Uno solo poseboni. De nome? Sì. Non c'era altre famiglie? Vittorio, no, tutti i poseboni. Capo era Vittorio Poseboni, Sì. capo famiglia di Sì, sì. E come è successo questo fatto? Perché i venuti fascisti? Per che motivo? Perché i poseboni non vuole, quelli che ha comprato, vuole che andasse via per venire loro e non vuole che andare via. E ora fuori si assistia quel camion. E ora stiamo pedai e tutti quanti, tutto il paese non hanno andare a camminare con te in mano, a tagliare le robe, ma bastonare via. E quindi come andato, tutti sulla casetta, siamo scampati, sarai su, sulla casetta di cada muro. Quanta paura se venivo là, non mi ha fatto niente, ormai poi siamo tutti morti, non mi ha fatto neanche un morto. Altro che meno nostro, neno, che ha fatto una pedazo e vai, è stato messo quattro in ospedale. Neno, confetto. Io vado in prigione. A PA che era data qua, non in prigione? No, qua. Ma chi bastonare, sono tutte le mie, non è pieni di paura, se non è che la sei sulla cama, se mi va, fascista, armato. Adesso, via, passo, tutto pascare via a casa solo prima, perché vengono di fine i poseboni, non volevo che venisse i fulani su a casa, via, perché una volta mi parava via di gragna che buona uscita. Ma per che motivo appunto non volevi che venisse, i fulani? Si voleva comprare? Comprava, ma non era maniera da buttare fuori la famiglia così, perché i soldi che ha fatto in tempo di guerra, i che poi mi sono i soldi. Perché non gli aveva dato una buona uscita? Niente. Una volta non era. E cioè, catate sono tarenzato. Una famiglia così grande. E quanti eri in tutto, sti uomini dentro in famiglia? Se stai 20 persone. Non sapeva dove andare, insomma? No, ma per terra sì che te catai. E ma altri sapevi chi aveva da venire? Sì, i fascisti noi non saremmo. Ma poi era telefonare. I fascisti noi non saremmo chi era da venire, ma cioè, dopo chi ha sentito che era di lì, e quanti i fascisti, e i padroni se ne dentro. I soldi fatti in alto. Ma altri cosa dicevi ora altri di questa gente che veniva da distante? Poi mi fa liquore che mi venisse dentro. I fulani erano. Vuoi farmi paura? Che mi venisse qua, a buttare fuori assassinare la famiglia. Ma perché dicevi che aveva i soldi durante la guerra? Come? Perché i soldi, i pagani, non so cosa, non so. So chi ha fatto soldi, a quando te ne fai? E un'altra roba, ho letto sul giornale che suonava la campana a Matteo, è vero? Ma già qui, suonava la campana a Matteo, Chi perché l'ha dato? proprio... non so, tutto il paese. Tutti d'accordo andare a Tutti aiutare? d'accordo, perché non volevo che venissero i fulani a assassinare le famiglie. E se veniva tanta gente a aiutarvi? Altro che tanta gente. E meglio per tanta cosa, le cose che siamo da nascondersi. Siamo in ragione. Ma quanta gente, da che tipo di gente se veniva? Da tutto il paese o anche da fuori? No, qua il paese, qua, no, da fuori. Che ti abitavi tu là? No? Dove abitavi tu all'epoca? La marità era qua da là, ora sì, perché era meno, siamo noi tutti. La marinara Io sono andata a camminare, tu sai, per Chi curiosità. c'eri? Anche loro e tutti? Tutti e nero che ci parlano gli altri, tutto quanto che... Perché i fascisti... Mi ha dato una PA, un fascista che ha dato una PA in mezzo ai gambi. E io dopo, sì, è stato meglio. Prima che andavano in prigione, tutti qui che andavano in prigione. Ma dopo anche a Monai. Io ho detto che era armai i contadini, i fascisti che hanno detto che a sparare perché i contadini erano armai. Sì, era tutti con bastoni e con coltelli, ma non con scioppi. Sì, è vero. I gatti a sassi, cosa hai fatto? Sì, sassi di bastonai, di parole, di liacchi, che sono da fuori, non te potevi, a forza. E femmine in prima fila? O no? Tutti insieme, Come che avevi messo i carri attraverso? Cosa che avevi messo? Sulla passata, come che avevi fatto? Ti ricordi tu? Non mi ricordo niente, non ha messo niente. E cambia quando andava sui dei fascisti. Sì, Dopo quando lei arriva- continuava a venire altre volte di No. sera, di notte. No.
Non si venuti per case più No, in cerca, no, no? no, no. Mi diceva posso buon io. Chi? Chi era venuto in cerca di notte? Sì, c'era stato. Ma a gente cosa diceva, insomma? Era d'accordo con i possoboni o con i Tutti quei furlani? posaboni. Tutti quei posaboni che no, i fulani, i primi anni io odiavo tutti, questi venuti qua. Non voglio vederli. Perché poi con la sopra non viene qua a assassinare famiglie.